Ma resta lei il candidato? Perché dicono che questo prolungamento dell'amministrazione potrebbe cambiare il volto? Ma guardi, è un po' come le volate ciclistiche, no? C'è chi parte con la volata prima, chi parte dopo. Certamente partire quando non si sa dove sia il traguardo è un po' assurdo e Vabbè, ma credo lei è che... il candidato però, no? Ma io credo di sì, in questo momento c'è stato un pronunciamento da parte del Partito Democratico, da parte di altre forze. Il terreno trema sotto Arturo Lorenzoni? Il candidato ufficiale del centro-sinistra alle regionali giura di no, ma i rumors nell'ambiente avversario a Zaia dicono altro. Sul piatto ci sono quelle urne che il governo vuole aprire solo in autunno con gran scorno dello stesso Zaia, che forse potrebbe avere un altro competitor se quei rumors diventassero realtà. Nel mirino dei detrattori di Lorenzoni la sua scarsa presenza nel dibattito sull'emergenza coronavirus, diversamente da quell'Achille Variati che da sottosegretario all'interno non manca di far sentire la sua voce. Con Variati io ho un ottimo dialogo, un ottimo rapporto e non vedo un motivo per andare a modificare. È chiaro che se le elezioni arrivassero il prossimo anno, chi lo sa, sarebbe tutto da rimettere in gioco. Già, il rebus sta proprio nella data delle elezioni. Zaia non manca di ribadirlo da giorni, votare il prima possibile, ma per Lorenzoni quel prima possibile ha comunque dei paletti. Credo che prima dell'estate sia improponibile pensare di andare a poter confrontare degli schieramenti, nel senso che stiamo ancora vivendo questo momento difficilissimo e questo momento in cui comunicare cose diverse dalla gestione dell'emergenza è praticamente impossibile. Settembre già sarebbe diverso, azzarda il candidato del centro-sinistra, che pone un'altra questione di merito. Il governatore Zaia ha vissuto una sovraesposizione mediatica elevatissima, è dovuta a questo momento veramente difficile e in cui era necessario che tutti fossimo uniti intorno alla gestione dell'emergenza e così è stato fatto. Sono stato rispettoso delle istituzioni in questo momento delicato, dice, ed è forse proprio questo che i suoi alleati gli rimproverano, anche se sulla questione coronavirus una critica all'operato della regione ce l'ha. A me è dispiaciuto che alcune misure non siano state concordate con i territori, la creazione degli ospedali Covid, per esempio, che è stata una misura tecnicamente ineccepibile, è stata fatta in modo subito dalle persone. Allora nell'Alto Vicentino, piuttosto che nella Bassa Padovana, nella Bassa Veronese, c'è stata veramente sofferenza per la necessità di vedersi espropriati di una sanità del territorio che invece è importantissima.